Quarta corsa del convegno, premio Davelan, cavalli europei di 4 anni, non vincitori di Euro 3000 nella carriera. È una corsa ancora sul miglio, quindi 1600 metri dietro l'autostart. Andiamo a leggere il campo dei 10 partecipanti. Con il numero 1 Ginevra Gual, Giuseppe De Filippis, con 2 Gregory Vez, Luca Farolfi, con il numero 3 Guinness World, Andrea Vitagliano, con il numero 4 Galaxy Baba, Lorenzo Baldi, 5 Gordon Spritz, Andrea Farolfi e per chiudere la prima fila con il 6 Gold Star Canf, Roberto Faticoni. In seconda fila 7 Ganor degli Dei, Riccardo Pezzatini, Adrian Gioni per Grifondoro Adri, con 9 Greg di Girifalco, François Conigliaro e Gattopardo Baldo per Sandro Miraglia. La macchina è a metà della curva che si inserisce appunto nella retta d'arrivo delle tribune per lanciare i concorrenti e i cavalli stanno prendendo rispettive posizioni. Se l'allenamento sembra buono non vedo cavalli di galoppo e quindi la partenza sarà data con regolarità. Si chiudono le ali dell'autostart e si dà il via alle danze e prende la prima posizione Gregory Vez con il numero 2 che anticipa Ginevra Gual all'ingresso nella curva. Prova all'esterno Guinness World con Andrea Vitagliano ma poi sbotta di Numero galoppo. 3 Si mette in Guinness terza World posizione ottimamente squalificato. partito dalla seconda fila Numero Grifondoro 7 Adri Ganor degli e rimane Dei all'esterno squalificato. invece quello che è uno dei cavalli più appoggiati alla corsa, che è Galaxy Baba, con Lorenzo Baldi che adesso lentamente prova a riavvicinarsi alle prime posizioni, 14,4 i primi 200 metri della corsa e si arriva già ai 400 in rallentamento evidentemente e con un 29,8 complessivo, quindi 14,5 comunque del secondo parziale, per nulla particolarmente lento. Abbiamo sempre davanti appunto Gregory Vez con Luca Farolfi che guida mena le danze. Quando arriviamo ai 600 metri le posizioni non cambiano, Galaxy Bab continua ad affiancare il cavallo nella seconda posizione, che è il numero 1 Ginevra Gual, e lentamente appunto si porta verso il primo quando siamo al compimento del primo giro di gara. La corsa ovviamente ha visto un rallentamento, 31,3 per quello che riguarda gli ultimi 400 metri di corsa e continua a condurre Gregory Vez con Luca Farolfi quando arriviamo ormai al chilometro. Abbiamo Galaxy Baba che aumenta un po' la pressione a destra e dietro di lui abbiamo ancora Gordon Spritz che è l'altro cavallo molto atteso. Galaxy Baba aumenta la pressione ma siamo nella retta delle scuderie e stiamo per arrivare agli ultimi 400 metri di gara. Lorenzo Baldi scuffia il suo cavallo per cercare di mettere ulteriore pressione ma non sembra in difficoltà Gregory Vez. Luca Farolfi continua a rimanere saldo con le guide, parte in terza ruota Andrea Farolfi con Gordon Spritz che lancia la sua bordata quando siamo a metà della curva prima della retta d'arrivo. Entriamo negli ultimi 200 metri, Gordon Spritz sembra avere l'andatura corretta per primeggiare davanti a tutti, prova a difendersi Gregory Vez ma è assolutamente dominante il cavallo Farolfi che lo deve tenere ovviamente con un po' di attenzione di andatura. E poi sul palo abbiamo l'arrivo di Gattopardo Baldo e Sandro Miraglia che copre probabilmente interamente Gregory Vez e quindi ordine d'arrivo sicuro per la prima posizione, quindi Gordon Spritz e Andrea Farolfi. Per quello che riguarda la seconda posizione, adesso guardiamo nello slow motion se effettivamente Gattopardo Baldo è riuscito a raggiungere il cavallo all'interno Gregory Vez, quindi questo è l'ordine d'arrivo. Primo Andrea Farolfi, guardiamo. Sì, sembra secondo Gattopardo Baldo, per il quarto posto abbiamo Galaxy Baba con Lorenzo Baldi. Quindi vittoria a Gordon Spritz, Andrea Farolfi per Andrea Sarzetto, scuderia Valle Falconera per questo figlio di Wishing Stone e Honoria. Tempo al chilometro della corsa è scomparso dal monitor, quindi ci aggiorniamo per la corsa successiva.